Quella sera il cielo era pieno di stelle. Non ne avevo mai viste là. Come mai pensai tutte quelle stelle? Ma prima dove stavano? Era come un tappeto di puntini luminosi che andavano avanti e indietro, seguendo l'andiriviene delle onde. Alcuni sembravano indebolirsi lievemente per poi riacquistare una forte intensità e diventare sfavillanti, diffondendo un lieve chiarore. Arrivati al porto ci salutammo con il bonario pescatore che, come spesso faceva, mi diede una pacchetta sulla testa come per dire: hai visto come può essere pericoloso il mare? Non dimenticherò mai quel pomeriggio e il cielo di quella sera, la brillantezza delle stelle e la purezza del loro chiarore. Altre volte, dopo tanti anni, mi sono trovato nel porto di Sciacca di sera, ma non ho mai visto, non ho mai trovato quel cielo stellato. Ricordo spesso con piacere tanti episodi della mia famiglia e dei vicini di casa di Sciacca, sempre molto cordiali, come tutte le famiglie di pescatori, uomini e donne solari, che con la loro semplicità davano testimonianza di quanto profonda e vera possa essere l'umanità della gente di mare, profondamente provata da tanti pericoli. Forse altre volte nel porto di Sciacca le stelle non erano venute perché molti dei personaggi di quell'estate a Sciacca ormai non c'erano più. Spero di tornare ancora una volta nel porto di Sciacca, ma questa volta, in ricordo di loro, chiederò alle stelle di venire un'altra volta tutte e tutte. Chissà se mi accontenteranno.